Signorina, per favore, potrebbe non interrogarmi e non accavalli le sue gambe, per favore. Ho solamente 16 anni. Sto imparando a suonare la chitarra con i miei amici giù nella cantina. Sì, alla faccia dei teoremi di Pitagora e Talete. Signorina, l'abbiamo vista abbracciata con Raimondo il poeta, quel ripetente di 18 anni che sta sempre agli ultimi banchi. Poi lui è venuto a parlare insieme a noi, dicendo: non avete mai capito niente, lei è come una bambina, lei è sola e disperata. Lu, 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 lu. Lu, 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 lu. Lu, 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 lu. Portami più su. Portami più su, fuori dalla noia, dove niente è peccato, dove non ti senti solo e disperato, ma perché quella mattina non si è presentata la signorina. E dopo un'ora di mistero è arrivato il supplente sorridente. La signorina ha avuto un posto giù in Calabria e nessuno sa quando ritornerà. È vero, lei era un cattivo esempio per tutti quanti, ed è passato quasi un anno ed è arrivata ancora l'estate. Raimondo dice che andrà in vacanza, probabilmente giù in Calabria. Io continuo a suonare la chitarra con i miei amici giù nella cantina. Davvero, alla faccia dei teoremi di Pitagora e Talete. Portami più su.